ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda lo spazio di Mixed su friulitv.net, già collegato con noi Enzo Cattaruzzi, al quale do il buon pomeriggio e ben Ciao a ritrovato tutti. Enzo. Ciao a Chiaramente tutti. gioco forza, l'acciaieria torna di moda per quanto riguarda il nostro appuntamento, perché insomma ieri nelle ultime ore diciamo sono trapelate importanti novità e allora ti passo a te la linea per raccontarci cosa sta effettivamente accadendo. Ma sta accadendo questo. Io ho sempre sostenuto che comunque sia questi argomenti non sono mai esaustivi fino all'ultimo momento, nel senso che sono talmente importanti che le riflessioni vengono fatte a lungo termine. Allora abbiamo visto che la ditta, cioè la grande industria friulana e la Metinvest Ucraina sta vedendo anche il punto di riferimento toscano e quello di Piombino, no? E naturalmente lì sono accolti con benevolenza, innanzitutto addirittura il sindaco di Piombino dice approfondiamo la vicenda, eccetera, eccetera. Però nel frattempo giunge notizia che il sindaco di Udine, De Toni, essendo diciamo così quello che ha le quote maggiori del COSAF, del Consorzio di Sviluppo Industriale Udinese, praticamente lui dice metteremo volentieri a disposizione l'area per ospitare l'acciaieria Green, e per cui questo potrebbe, dico, riaprire un po' i giochi in Friuli Venezia Giulia, perché non si tratta più di toccare la laguna, ma si tratterebbe di andare in un sito dove Manzano, per esempio, potrebbe essere vicino a Butto, eccetera. Sono tutte ipotesi, naturalmente, però credo che la partita sia riaperta ed è giusto che sia così, perché se è vero che il nostro presidente Federica ha dichiarato che l'acciaieria Green, secondo gli studi, era una cosa buona e che non era invasiva, ma i problemi erano solo riguardanti le strutture viarie e ferroviarie, e allora un pensierino un approfondimento potrebbe essere fatto. E pare che l'assessore Bini ammicchi a questa proposta di De Toni, che potrebbe essere una proposta trasversale. Ora, il condizionale è d'obbligo, è chiaro che una multinazionale come la Daniela, la Metinvest, non è che stanno a aspettare la burocrazia, perché in qualche modo devono correre e andare avanti, perché hanno fatto la proposta, questa proposta è stata bocciata, quindi hanno cercato un'alternativa. Però degli spiragli ci potrebbero essere, tutto lì. Ecco, tu hai detto una cosa importante che potrebbe essere proprio l'area vicino a Manzano, perché? Perché non solo per il discorso legato a Butero da una parte, ma anche all'altra azienda, la BS, che si trova in zona industriale udinese, no? E poi ci sarebbero tutti i crismi, usando il gergo tecnico, per la viabilità, dunque investimenti per lo scalo magari merci di Manzano, che potrebbe tornare tranquillamente operativo con le dovute rivisitazioni per quanto riguarda i tempi moderni, e poi i famosi allacciamenti con la superstrada prevista, che potrebbe, diciamo così, indicare nell'area proprio fuori Manzano dove si potrebbe ubicare questa benedetta laminatoio o acciaieria Green per quanto riguarda insomma il futuro. Quello che conta è che, viva Dio, non si farà in laguna, perché la laguna è tutto fuorché una zona industriale dove costruire e inquinare, già inquinata di su, immaginiamoci col resto. La Beh, cosa comunque sia, divertente qual è? Che, potrebbe essere uno permettimi, la studio. cosa divertente qual è? Sì, la cosa divertente qual è? Che il sindaco di Piombino è lo stesso, ricordiamoci, che era contro il rigassificatore mobile, però gli va bene l'acciaieria, no? Cioè cose Beh, ma il un po' problema è questo, particolari. il problema del lavoro è molto cogente in quelle zone, in tutte le zone ormai, ma nella zona, diciamo così, portuale di Piombino stanno soffrendo molto, addirittura i sindacati hanno aperto le porte immediatamente, perché sanno che lì c'è un indotto che potrebbe, oltre a 1000 persone, potrebbe essere un indotto anche più importante. L'importante è che si prenda in considerazione questa proposta e vediamo cosa, anche per mettere una parola fine a una questione insomma, molto importante, che in Friuli potrebbe dare uno sviluppo. Tolto di mezzo la questione ambientale, insomma, ci potrebbero essere dei risvolti, insomma, ecco, tutto lì. E Vedremo nei sicuramente dall'altra prossimi. parte, sì, permettimi, sicuramente dall'altra parte si ricreeranno poi gli stessi problemi che si sono visti nella zona della Bassa Friulana, perché se da una parte tu mi dici giustamente si è individuato un luogo che potrebbe, ripetiamo, essere tra i papabili tra Manzano e Butrio,
dall'altra sicuramente ci sarà anche qui di nuovo la caccia al grido al lupo, perché si troverà qualcosa per cercare di non costruire questa benedetta acciaieria. Ma Ripetiamo, per quanto ci vedremo, riguarda, vedremo. ecco, per quanto ci riguarda, noi eravamo contrari al fatto dell'individuazione della laguna. L'acciaieria va fatta, ma va fatta nelle zone industriali dove sono più preponse e, diciamo così, adatte a questo tipo di servizio che poi si dà al territorio. Tra l'altro tu hai detto De Toni è un po' quello che ha fatto da tramite, ma all'interno della giunta De Toni c'è qualcuno che dice no, però. Sì, ma guarda, in questi casi ci sono questioni che possono essere bypassate benissimo dando la palla al Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale noi sappiamo che una parte è molto favorevole perché la parte, diciamo, dell'ex Fontanini e la parte che riguarda un po' anche la parte FVG, il progetto FVG, eccetera, guardano con favore questo progetto, insomma. Quindi è chiaro che i Verdi, la sinistra e i Verdi saranno magari contrari, ma è tutto un divenire, insomma, bisogna vedere come vanno le cose. Ecco, questa è un'ipotesi, insomma, sul tavolo che potrebbe Certo. andare avanti o no, tutto lì. Ecco, per il momento si è aperto un nuovo spiraglio, poi come giustamente hai Esatto. sottolineato tu, tutto è possibile, non è nulla per il momento di deciso e di definitivo. Senti, restando in tema politico invece, la scorsa settimana abbiamo sempre parlato un po' del centrodestra per quanto riguarda insomma alleanze eccetera. Stasera a Staranzano, cioè venerdì 6 ottobre, ci sarà l'assemblea regionale del Partito Democratico per diciamo così il passaggio ufficiale dopo la nomina tramite le elezioni interne della neosegretaria regionale e dall'altra parte il presidente dell'assemblea. No? Ecco, abbiamo detto potrebbe essere insomma anche qui un laboratorio in movimento, no? Perché se Lenarduzzi era il favorito alla vittoria finale, l'attuale sindaco di Ruda, però diciamo un'area più moderata, più di centro che di sinistra, la vittoria è andata invece a un esponente che si sposta più a sinistra rispetto al centro e potrebbe aprire altri scenari per quanto riguardano le alleanze in vista delle imminenti elezioni amministrative. Però Enzo Cataruzzi mi insegna che in politica mai dire mai. No, esatto, la politica, come diceva Bismarck, è l'arte del possibile, per cui tutto è possibile. Io penso questo, che il Partito Democratico comunque è diviso in due, l'area cattolica che è appannaggio di Franco Lenarduzzi, che comunque ha perso per 7 lunghezze, 7 voti e 2 delegati che a mio modo hanno cambiato idea all'ultimo momento, eccetera. Penso che la Conti non sia scafata quanto Leonarduzzi, quanto è un amministratore di lungo corso, è una persona che in qualche modo può catalizzare dei consensi. In ogni caso non sarà facile per il Partito Democratico spostarsi del tutto a sinistra, perché io penso che l'area cattolica non lo permetterà, anche perché ci sono sempre le scamotage delle liste civiche in tutti i comuni. Quindi la cosa invece che potrebbe essere più preoccupante è la questione delle europee, perché io penso che il Partito Democratico qui sia al di sotto di una percentuale, diciamo così, minima, ecco, diciamo così. Cioè a livello nazionale si parla di un 19%. Io penso Certo. che qui il Partito Democratico sia molto più sotto, per cui diciamo che il Partito Democratico in Forza Giulia sta sperimentando una specie di diarchia, perché di fatto sono due segretari, sono due partiti democratici che stanno partendo per una nuova avventura. I rispettivi ruoli politici, come ha dichiarato, mi pare loro, sono di due esponenti democratici, sono un po' la complementarietà delle espressioni politiche personali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'agibilità politica plurima e come sappiamo tutti, ogni comune andrà per conto suo, perché se nella parte dove ha influenza Lenarduzzi hanno fatto alleanze più di centro che di sinistra e dall'altra parte la stessa cosa. Non penso però che le amministrative qui siano da appannaggio della sinistra, anche perché sarebbero votate a una testimonianza e penso che il Partito Democratico non voglia cioè iscriversi nella lista delle testimonianze. Quindi è tutto un Certo. divenire. Un conto è la vittoria così sulla carta e bisogna vedere nei fatti quello che succederà.
Ecco, Ecco, invece poi vedo che ricordiamo Enzo, tra l'altro una cosa molto importante, giusto per fare un po' di promemoria, che alle europee si vota col vecchio sistema, cioè nel senso che si vota sì, col sì, proporzionale, dunque si sbarra il simbolo del partito, ma bisogna aggiungere anche il nome del anche il candidato. nome, sì, sì, il E nome. bisogna tornare a fare, Quindi, riabituare la gente a fare lo sbarramento del simbolo e scriverci il nome, no? ecco, questo sarà un po' difficoltoso, ma penso che dovranno farcela, altrimenti sarà un problema. E quindi io penso anche qui vedremo, no? Vedremo i candidati che il Partito Democratico metterà in gioco anche per le europee, capiremo un momentino qual è il peso effettivo a livello regionale delle due fazioni, questo è tutto da vedere. Invece ho visto che il conflitto di interessi che interessa l'assessore Bini sta ripartendo con delle diffide che le opposizioni annunciano e che dicono che non cederanno alle intimidazioni. Quindi si riapre, diciamo così, seppur un appendice, a mio modo di vedere, non molto, cioè, non è flebile, ma non è neanche molto marcata, comunque è riappreso questo tema che potrebbe infastidire anche la maggioranza. Mi fermo qui. Bene, io direi che per oggi abbiamo riassunto il tutto in una decina di minuti, ne abbiamo parlato insomma delle cose più importanti, altrimenti rischiamo di riaprire magari delle cose che in questo Sì, momento sì, non sì, sì. interessano Va bene molto così, va bene così. il nostro telespettatore. Bene, io direi che per quanto riguarda la puntata odierna possiamo mettere la parola fine, ricordando che venerdì prossimo torneremo con Mixed, la settimana politica in cronaca del Friuli Venezia Giulia insieme a Enzo Cataruzzi, e sicuramente la prossima settimana, Enzo, ci saranno ancora numerose novità, no? Probabilmente anche di quello che abbiamo parlato Io oggi. direi grosse novità per quanto Mm. riguarda le programmazioni. Questa è cosa molto importante. Bene, direi di chiudere qui. Con Enzo, tra l'altro, torneremo domani, sabato, perché c'è un importante evento a Campoformido, però vi invitiamo insomma a rimanere collegati con noi perché ci saranno novità domani mattina e non dico altro. Per quanto riguarda invece il resto della programmazione di Friuli TV, basta che andate sul sito friulitv.net e trovate tutto quello che volete a vostra disposizione gratuitamente, e scusate se poco. Mandi e alla prossima. Alla prossima.